domenica a tutti, benvenuti, bentrovati, un saluto a tutti quelli che sono a casa. Oggi cercheremo di andare anche veloci perché è domenica, immagino che i giornalisti abbiano anche altro da fare. E quindi inizierei subito col bollettino, in maniera molto veloce. I tamponi sono 378.509, vi faccio notare che sono 7.000 tamponi anche durante le festività, i giorni di festa al giorno. Peraltro stamattina nella videoconferenza che abbiamo fatto è confermato ormai la chiusura del secondo giro nelle case di riposo, lavoratori, e si continua, quindi si è stabilizzato il fatto che si fanno tutti i giorni i tamponi e abbiamo un obiettivo di chiudere i giri nel giro mediamente di 15-20 giorni al massimo, quindi si fa questo monitoraggio. Persone in isolamento sono 6.830, sono 335 in meno rispetto a ieri, quindi sta scendendo drasticamente. E qua c'è anche l'assessore Bottaccini e l'avvocato Botteon che salutiamo. Il numero dei positivi sono 18.318, sono 74 in più. Ovvio che noi stiamo facendo un'azione chirurgica nel cercare di scovare i positivi. I ricoverati 1.058, 12 in meno. Le terapie intensive, eccolo qui, 103, meno 5. Festeggeremo quando scendiamo sotto le 100. I dimessi 2.694 più 24. I morti sono 1184, sono più 14, e 1184 il totale quanto è? 1516 è il totale, quindi se volete il numero totale dei morti siamo a 1516. I nati 68. Io non capisco perché sabato e domenica andasse meno gente, proprio non riuscirò mai a spiegarmelo. Beh, perché sono programmati evidentemente, no? Bravo, visto che serve l'ingegnere, ho sempre detto che serve l'ingegnere. Perché gli ingegneri? Programmano? No, non vivono ma funzionano. Prima o dopo mi arriva una denuncia degli ingegneri. No, non credo. No, salutiamo fra l'altro gli ingegneri che sono una delle colonne portanti della nostra società. Questi sono i dati. Io vi dico solo che abbiamo pronta l'ordinanza, nel senso che è preparata l'ordinanza che oggi presento. Partiamo da questi due dati, li vedete bene, fate pure una foto, perché nel giro di 7-10 giorni vedremo se saremo stati bravi a far scendere i ricoveri e a far scendere le terapie intensive. Cioè fra 10 giorni questo potrebbe già essere un indicatore che si muove e questo ancora prima. Questi sono i due dati sui quali ci confronteremo, al di là di tutti gli algoritmi, tutte le storie, gli scienziati, tutte le elaborazioni, tutte le robe di fino. Questi sono i due dati. Sono pratico, no? Ve l'ho detto ieri. Per carità, possiamo discutere ore sui calcoli statici di un edificio, ma alla fine se a crepe ci sono infiltrazioni, sappiamo che i calcoli sono stati fatti male. Per evitare che questi due dati salgano, è fondamentale l'impegno di tutti. Non spetta a me a fare l'educatore, però spetta a noi occuparci di sanità. Stiamo parlando di sanità pubblica e stiamo parlando di un virus che non colpisce la persona e quindi non rientra nelle scelte individuali prendersi il virus oppure no, ma purtroppo colpisce la collettività. È un virus che ha un'alta contagiosità e quindi nessuno di noi si può permettere di dire ma io esco senza mascherina perché tanto la vita è mia. No, la vita è tua, è la tua, ma quella degli altri non è tua. Mi sono arrivate un sacco di segnalazioni, lo sapete. Le segnalazioni vanno nella direzione che magari alcuni ancora non portano la mascherina, alcuni ancora pensano che sia tutto finito e io penso che sia fondamentale
che non passi un principio che per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. Era il mio calzolaio, vecchio calzolaio, che aveva sto cartello, no? Per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. E io mi ricordo, la vedevo da bambino, sta scritta, e questo mi è rimasto impresso, no? Che è il senso del bene comune, no? Per colpa di qualcuno che non pensa al bene comune non si fa più credito a nessuno. Quindi vi dico che l'ordinanza va nella direzione della volontà non di essere coercitivi, ma di tutelare la salute dei cittadini. E questo è un obbligo di legge che noi abbiamo. Lo dico anche nel rispetto delle migliaia, guardate, sto pesando le parole, delle migliaia di ragazzi che ci hanno scritto in queste ore. Si è rovesciato il mondo, no? Cioè, l'immaginario collettivo è che l'adulto è persona responsabile e il ragazzo un po' più puledro, no? Sgroppa un po' di più. No, si è rovesciato il mondo. Noi abbiamo i ragazzi che scrivono su Instagram dicendo che c'è gente in giro senza mascherina o che se la mette al collo o col naso scoperto e che si lamentano del fatto che non si rispettino le regole. Penso che sia straordinario, no? I ragazzi sono le nostre prime sentinelle nel territorio e quindi io li ringrazio tutti. E come si dice, no? Una volta abbiamo iniziato a fare la raccolta differenziata perché hanno iniziato i bimbi a dire ai genitori differenzia, per la scuola mi hanno detto così. E quindi io faccio appello ai ragazzi che lo dicano agli adulti cosa si deve fare. Perché l'incoscienza e l'irresponsabilità di pochissimi, va a ripercuotersi sulla libertà di tutti. Ragazzi, se questi due numeri aumentano in maniera importante, finisce che ci tocca riapplicare le restrizioni, ci siamo capiti, no? Se questi due numeri aumentano in maniera importante, non in maniera, diciamo, fisiologica, ma importante, perché un po' di ripresa ce l'aspettiamo anche, ma se aumentano in maniera importante vuol dire che si torna, come al gioco dell'oca, alla casella di partenza. E sarebbe una tragedia, perché stiamo discutendo di salvare gli ultimi lembi di attività commerciali, di parrucchiere, di barbieri, di spettacoli viaggianti, ristoranti, bar, insomma tutti quelli che non riescono ad aprire subito e qualcuno rischia di mettere a repentaglio il lavoro di una comunità perché decide di non girare con la mascherina. Allora, ecco l'ordinanza. Allora l'ordinanza ve lo dico subito, non vorrei che qualcuno poi dicesse ma ci sono delle robe scritte in DPCM, ma questa la sapevamo già. Abbiamo cercato di fare un'ordinanza come fanno i veneti, per titoli, quindi per titoli vuol dire che è facilmente consultabile, distanziamento, l'uscita di casa, cercando anche di mettere un po' in ordine le diverse, non abbiamo la presunzione di farlo per tutte, ma le diverse FAC, quesiti che potrebbero esserci, li trovate in ordinanza, abbiamo anche visto un po' le FAC, è un'ordinanza che non è in contrapposizione con le scelte nazionali, perché ogni volta che dico una roba c'è sempre la volontà di trovare, io non ho nessuna voglia di far casino con nessuno, io ho solo un obiettivo, tutelare la salute dei veneti e fare in modo che questa regione diventi sempre più grande, importante e che sia sempre, come si può dire, centrale nella discussione a livello nazionale e internazionale. Punto. I miei confini sono come quelli del DPCM, quelli regionali. Bon. Allora abbiamo cercato di mettere in fila, valutando delle FAC del governo alle quali ha dato risposta, valutando le ordinanze che sono in linea con il dettame nazionale, e voglio anche dire che ho apprezzato che si sia riconosciuto che le ordinanze sono in linea, nel senso che andiamo verso un rinnovo dell'ordinanza con alcune, diciamo, spiegazioni ulteriori. Ve la leggo così ci mettiamo meno. Vi dico i titoli: spostamenti nel territorio regionale, questo è proprio un titolo. Le visite ai congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale. Se riguardanti il coniuge, perdonatemi le leggo perché i cittadini mi chiedono di poter avere spiegazione. Quindi si può andare dai congiunti. Chi sono i congiunti? Il coniuge, cioè il marito o la moglie, il partner convivente, quindi il compagno o la compagna, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i morosi, i parenti fino al 6° grado, cioè tutto il paese praticamente, come per esempio i figli dei cugini tra loro.
i figli dei cugini tra loro. Cioè vuol dire i secondi cugini tra loro possono essere legame stabile e quindi di parentela tale per cui si può andare a fare visita in tutto il territorio regionale. E gli affini al quarto grado, per esempio i cugini del coniuge. C'è scritto in ordinanza che pubblichiamo e uno poi va a farsi tutto il suo albero genealogico, ma insomma diciamo che è ampio spettro. Distanziamento, altro tema. Il distanziamento non si applica tra persone conviventi. Cioè, ho voluto far stendere l'avvocato Botteone, è stato giusto interprete, del fatto che sia una chiara sta ordinanza. A che distanza devo stare da una persona? 1 metro, 2 metri se fai attività fisica, poi c'è scritto, ma comunque tra conviventi non esiste problema perché il convivente rappresenta un unicum, no, dal punto di vista sanitario. Uno è ammalato, tutti sono ammalati, cioè purtroppo funziona così, se stiamo parlando di malattie infettive. Misure di prevenzione generali, qua c'è generale, perché è scritto generale, nell'intero territorio regionale. Questo è un altro titolo. In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, questo è uno degli articoli cruciali dell'ordinanza, in tutti i casi dell'uscita dalla proprietà privata, cioè quando vado fuori di casa, tradotta in pratico, è obbligatorio l'uso della mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca, di guanti o liquido igienizzante, cioè uno si disinfetta le mani. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura naso e bocca i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità. Attenzione, per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso della mascherina, cioè la corsa, perché vanno in ipossia. Mi tocca andare a togliere con l'ambulanza. O copertura durante l'attività intensa, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa. Allora vuol dire che di casa si esce con la mascherina. A me spiace usare questa parola che non mi piace, mi dà l'allergia che è l'obbligo, però io ho il dovere, non solo giuridico, ma soprattutto morale, di fare in modo che tutti noi non rispettiamo le regole, ma non mettiamo a repentaglio la salute altrui. Se mi arrivano decine di messaggi di ragazzi che mi dicono, e foto, soprattutto foto, gente tranquilla che va al mercato senza mascherina o se la mette appesa a un orecchio perché tanto deve far vedere che la mascherina, no. Ovviamente la mascherina è obbligo fuori casa, per capirci, non hanno l'obbligo i 6 anni, fino ai 6 anni e ovviamente coloro che hanno disabilità o motivazioni particolari per cui non possono portarla di natura clinica. Se vai a correre non hai l'obbligo di mettertela, ma appena dalla corsa passi al passo te la metti. Punto. Sulla mascherina vi ripeto il mantra: l'1,3% dei 10.000 medici della sanità veneta si è infettato, ma loro erano al fronte e sono al fronte. Quindi vuol dire che la mascherina serve e ci sono fiori di pubblicazioni scientifiche che dicono che serve. A questo punto, se uno non la porta, vuol dire che pensa che sia un complotto quello del coronavirus. Se allora pensate che è un complotto, organizzo le visite alle terapie intensive. Però vedete che complotto è. Abbiamo 1516 morti e ne abbiamo ancora 103, 107 in terapia intensiva. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale. È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo familiare. Abbiamo detto che l'individualità casca se sono componenti del nucleo familiare, quindi ricordiamoci, da soli sempre, a meno che non siano componenti del nucleo conviventi. Di attività sportiva motoria quali a titolo semplificativo e non esaustivo: camminata, corsa, ciclismo, tiro con l'arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Vuol dire che tutte queste attività che sono individuali, di fatto, si possono fare. Al fine di svolgere l'attività motoria, ecco l'altro passaggio,
o sportiva di cui sopra, è consentito spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato. Se uno fa arrampicata da solo, ciappa la macchina, va sotto la montagna e va su per le rocce, nei limiti del territorio regionale, sempre il confine regionale. Noi allora sappiamo che all'interno del confine regionale possiamo fare molte cose, quasi tutto, ma fuori no. È consentita la ditta motoria anche dell'addestramento degli animali, quindi chi ha il tema del cane da addestrare o altre attività può ovviamente, o il cavallo, se qualcuno ha il cavallo da addestrare, lo può fare all'aperto. Punto 5. Attività agonistiche e impianti sportivi. Questo è un punto importante, anche questo, lo sono anche gli altri, ma questo dà risposte a molti. È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno 2 metri per gli atleti professionisti o non professionisti di sport individuali o non individuali in funzione dell'allenamento agonistico anche presso impianti sportivi al chiuso o all'aperto, ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine. Cosa vuol dire? Mi permetto di fare un esempio e non me ne vorrà. Se Francesca Pellegrini deve allenarsi, scusate, se Federica Pellegrini deve allenarsi, può farlo e possono farlo tutti coloro che hanno necessità per agonismo, che sia professionale o no, di allenarsi piuttosto che in piscina, senza ovviamente avere assembramenti con ovviamente la modalità dell'individualità, o piuttosto che una squadra di calcio. Giustamente l'esempio estremo è questo: se Ronaldo è obbligato ad andare a allenarsi nel parco, è inevitabile che perderà più tempo a fare autografi che allenarsi, no? E quindi si è detto: riapriamo questi impianti, facciamoli utilizzare da coloro che fanno agonismo a porte chiuse, ma comunque si possano iniziare tipo il canestro o altre attività. Quindi sono tutto il tema degli allenamenti. E spostamento verso le seconde case e altri beni immobili. Fondamentalmente diciamo che è consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione in proprietà o in locazione nel territorio regionale al fine dello svolgimento dell'attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario. Se devi fare manutenzioni alla tua seconda casa piuttosto che al camper, la macchina o altre robe, lo puoi fare se sei proprietario o locatario. Uno ha, che so, un'auto a noleggio che la deve manutentare perché va a farsi sfilate dell'auto d'epoca o per altri motivi, lo può fare. Parchi, giardini e ville, sono aperti i parchi e giardini e ville anche di quelle pubbliche. Chiusure festive ed esercizi commerciali. Qua magari andiamo veloci, confermiamo che è disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari, apparecchi di elettronici, telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto. Cioè la lavatrice di domenica non vai a comprartela, ma se c'è qualcuno che te la porta a casa puoi acquistarla. Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali. Sono quelle che conoscete. L'accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo familiare, quindi si va da soli a fare la spesa, per capirci, salvo accompagnamento di minori o di persone non autosufficienti. Se uno c'è il bimbo a casa, si porta il bimbo appresso e va a fare la spesa. Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano disposizioni di cui all'allegato. Abbiamo un allegato che è quello che conoscete, il distanziamento sociale, la mascherina, i guanti, il gel, tutte le cose che conosciamo. Quindi chi non ha la mascherina e non ha i dispositivi non entra nel supermercato o nel negozio. Modalità, commercio con consegna a domicilio. Evito di tirarla lunga e vi dico, è sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio. Sapete che tutte le attività, anche quelle chiuse, possono comunque fare consegna a domicilio. Cioè il negozio di abbigliamento non è aperto, ma può consegnare il maglione o la camicia o l'indumento a domicilio relativamente alle attività sospese, con garanzia di distanziamento personale e uso almeno di mascherina e guanti.
L'almeno vuol dire che se uno vuole fare anche di più, lo può fare. 11. Vendita di cibo a domicilio. È ammessa la vendita di cibo con consegna a domicilio con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l'operatore di almeno mascherina e guanti. Vendita di cibo da asporto, confermiamo anche questa, è consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione online o telefonica, è quello che sapete, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di 1 metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante e consentendo nell'eventuale locale interno la presenza di un cliente alla volta, cioè uno alla volta entra a prendersi il cartone di pizza e poi fuori. Per il tempo strettamente necessario la consegna e il pagamento, non è che stai lì a bisbocciare e a raccontare degli ultimi 2 mesi di quarantena che hai fatto. Gestore e addetti devono essere sempre muniti di mascherine e guanti, rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto e nelle vicinanze ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio. È comunque ammesso l'acquisto di cibo rimanendo all'interno ed è comunque ammesso l'acquisto di cibo rimanendo all'interno del veicolo presso le strutture dedicate senza uscita di passeggeri, cioè il McDrive per capirci, no? E questo lo facciamo sempre per l'ottica che domani ci saranno 1.200.000 lavoratori, molti dei quali avranno necessità di mangiare un panino, di mangiare qualcosa a pranzo o a cena, ed è giusto che sia questo. C'è un refuso, scusami avvocato, sospeso ogni forma di consumo sul posto e confermata la possibilità di consegna a domicilio. È un refuso, e però va bene lo stesso. 13. Uso dei veicoli privati con passeggeri, perché il TPL lo deleghiamo tutto a un'altra ordinanza che ho firmato oggi, che è quello del metro di distanziamento, di tutta la mascherina nel TPL, e quindi al trasporto pubblico locale si va in treno e in autobus, per dirla breve, con la mascherina, con i guanti se si hanno, se no ci si disinfetta le mani, e poi c'è il distanziamento sociale, quindi il metro, quindi vuol dire che gli autobus in teoria dovrebbero caricare 1/3 di quello che caricano ad oggi e i treni metà dei passeggeri. L'uso dei veicoli privati, cioè la tua auto, allora se ci carichi il tuo nucleo, i tuoi conviventi, è come fossi in casa, non cambia nulla. Se invece ci carichi, vi faccio sintesi senza leggervelo tutto, dei conoscenti, degli amici o qualcun altro, allora se è un'auto che va con dei lavoratori deve applicare le regole previste nell'accordo per i lavoratori. Se è un'uscita per diletto o per altre motivazioni, accade che se non sono conviventi o c'è il metro di distanza in auto, che è difficile da programmare, oppure la mascherina. Quindi i componenti in auto devono avere la mascherina, l'igienizzazione delle mani, i guanti, i soliti regobi. Vuol dire che se vi fermano, perché poi i cittadini ci fanno queste domande, e vi dicono, beh siete in 4 in auto, e vi dicono chi sono? Sono tutti i miei conviventi, mamma, papà, figlio. Ok, andate, anche se non avete la mascherina. Se invece i 4 non sono conviventi o sono distanziati, cioè non possono essere in quadro, deve essere un pulmino, oppure devono avere la mascherina, se no è verbale e sono 400 euro. 14ª misura, misure precauzionali in ambienti di lavoro. Noi applichiamo tutti, e sono in allegato, tutto l'accordo nazionale, con i rispettivi accordi. Distributori automatici vado veloce, sono autorizzati tutti, quindi distributori automatici non hanno più distinzione, sono autorizzati. Vi ricordate che abbiamo chiuso con la modalità restrittiva i distributori automatici per evitare che di notte magari si creassero dei microassembramenti. 16. Mercati e commercio senza posto fisso. Qui si conferma la misura, che è quella del mercato per l'alimentare, e ovviamente piante e bimbi, diciamo il banco per l'abbigliamento per bimbi.
Ovviamente un ingresso e un'uscita, la perimetrazione del mercato, guanti e mascherina per i venditori, guanti e mascherina o gel igienizzante o altro modo per coprire naso e bocca da parte dei compratori, dei clienti. Un ingresso e un'uscita alla vigilanza. Punto 17, vendita in forma ambulante. La vendita di generi alimentari da parte dei venditori ambulanti, se si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell'obbligo del distanziamento di 1 metro con l'utilizzo di mascherina o copertura naso-bocca, quindi vuol dire che il furgoncino che vende i gelati nell'incrocio del paese deve avere tutte le norme igieniche che sono mascherina, guanti, distanziamento sociale, niente assembramenti davanti alla vetrina dei gelati e così via. Navigazione, è consentita la navigazione, quindi qualsiasi tipo di navigazione, fatte salve disposizioni restrittive delle autorità competenti sul demanio marittimo. Questo per ovvi motivi, perché noi non sappiamo quali siano le restrizioni e dove. Cimiteri e riti funebri. È consentito l'accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Vi ricordate che questa era la nostra vecchia ordinanza? Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e comunque fino a un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie, vabbè, soliti discorsi, e il metro di distanza, preferibilmente all'aperto, perché se piove uno la fa in chiesa, cioè mi sembra logico questo, no? Cioè la fa in un luogo deputato, se è cattolico la farà in chiesa, e se è di altre confessioni religiose la farà dove ritiene opportuno di farla, cioè non è che se piove uno è costretto ad andare sotto la pioggia, perché poi c'è anche chi le leggi le rispetta e comincia a dire oggi piove, cosa faccio? Boh. Biblioteche. È consentita l'apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee da evitare qualsiasi rischio di contagio. Quindi i temi che conosciamo già. Aree verdi e naturali, si confermano le manutenzioni nelle aree verdi e naturali tipo spiagge o aree diciamo di pregio ambientale, come prevedevamo già prima. Orti, terreni agricoli e boschi. È ammesso lo spostamento anche fuori dal comune, presso orti, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi per l'attività di coltivazione e a fini di autoconsumo da parte dei proprietari ed aventi altro titolo, quindi locatari ad esempio, coloro che hanno un pezzo di terra in affitto. Allora, questa ordinanza è applicata su tutto il territorio regionale, è valida fino al giorno 17 di maggio, quindi con la scadenza del DPCM, e ricordo che le contravvenzioni vanno a dare corpo al versamento al fondo per la sanità del Veneto per la lotta al coronavirus.